Dopo il buon esito dei test effettuati sul Mose e l'intervento dei costruttori edili, si finisca l'opera, ma dicono non si chiedano i danni a noi. 40 artigiani veneziani messi in ginocchio dall'acqua alta di novembre hanno ricevuto risarcimenti grazie alle offerte arrivate ad un fondo di solidarietà. Minacciava e aggrediva la compagna anche davanti alla figlia. Un 33enne non potrà più avvicinarsi al provvedimento consegnato dai carabinieri di Mestre. Si svolgeranno martedì 14 luglio alle 9 nella chiesa del cimitero di Mestre i funerali di Andrea Baldan, ucciso la scorsa settimana a Oriago di Mira. Dopo la rinuncia allo spettacolo pirotecnico annunciata dal sindaco Brugnaro, c'è chi lancia una proposta alternativa per festeggiare il Redentore. Dopo il concerto per medici e infermieri, il Gran Teatro La Fenice riapre anche la musica lirica con un allestimento pensato per rispettare le norme anticontagio. Tra i più importanti dirigenti del calcio italiano, Renzo Ongaro, ex segretario generale del Parma Calcio, oggi presidente del Circolo Veneziano del Burraco. TG Venezia, buonasera e ben ritrovati in diretta con questa edizione del nostro telegiornale, il telegiornale di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli in apertura. Dopo il successo del test effettuato ieri sul sistema Mose, l'intervento dei costruttori edili. Bene l'esito, dicono si finisca l'opera, ma non venite a chiedere i danni a noi. Tutti i particolari nel nostro primo servizio. Tra i tanti spettatori del test sul funzionamento del Mose avvenuto venerdì 10 luglio, per cui è giunto in laguna anche il Premier Conte, c'erano anche i costruttori edili che, arrivati all'ultimo miglio dell'opera, chiedono di completarla, evidenziando un aspetto importantissimo. Le opere vanno pagate e soprattutto le opere vanno completate in tutto il loro complesso del Mose, perché non bisogna dimenticare che il Mose non sono solo le paratoie che si alzano, ma sono tutte le opere complementari, quelle del piano Europa, la sistemazione dell'arsenale, un intervento complessivo molto importante che non è ancora completato. Non vorremmo che una volta che le paratie si alzano, una volta che, come è giusto che sia, Venezia è messa all'asciutto da quell'acqua alta, ci si dimentichi di tutto il resto. Salmi Strari pone l'attenzione anche su certe lettere circolate nell'ultimo periodo tra il commissario Spitz e il comitato consultivo di cui lui stesso fa parte. Il comitato consultivo degli imprenditori ha mandato una lettera ai commissari nella quale chiedeva tempi certi, programmi certi per terminare le opere, per approvare i progetti, per riuscire a fare il proprio mestiere. Tra le altre, in questa lettera c'è stato un passaggio dove si diceva ai commissari di utilizzare i soldi delle opere per pagare le imprese che hanno eseguito le opere, perché ci sono alcune cifre che sono state distratte e messe a pagamento di altre cose. Mi pare corretto che i costruttori chiedano di essere pagati per le opere che hanno eseguito. I costruttori hanno mandato una richiesta di incontro per fare la programmazione dei lavori, diffidando a utilizzare importi spettanti alle imprese al pagamento dei dipendenti del consorzio. La risposta ai commissari è stata, mi permetto di dire, un pelino piccata. Sembra come che si siano offesi della lettera mandata dalle imprese e hanno presentato il conto di opere malfatte da altri, il conto di malaffare fatto da altri. Si dimentica che le cose di cui si continua a parlare sono cose di decenni fa, dove le imprese che oggi stanno operando non c'entrano nulla. Non trovo corretto che si vada a chiedere conto di questa grandissima cifra enorme a delle piccole imprese che stanno cercando di fare il proprio mestiere al meglio per completare questa opera complessa. Dico solamente che vadano da chi ha fatto quello che sappiamo tutti che è successo. E le reazioni sul Mose, su questa grande opera, sono le più differenti nel mondo politico. Infatti il dibattito sull'utilità del Mose continua, e soprattutto sull'attendibilità di un test. Dicono in molti che si è tenuto in condizioni meteorologiche più che favorevoli. Vediamo.
Per la prima volta le 78 paratoie del Mose si sono alzate contemporaneamente ed è un evento commentato in maniera diversa dagli esponenti delle varie forze politiche. Federico D'Incà, ministro veneto per i rapporti con il Parlamento, definisce il Mose uno dei più grandi scandali del nostro paese ed è solo grazie al governo Conte, aggiunge, che si è dato un impulso ai lavori per il completamento di un'opera costata circa 6 miliardi di euro, la cui posa della prima pietra risale ad oramai 17 anni fa. Non bastano invece gli annunci e le passerelle del Premier per il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro, secondo il quale bisogna terminare i lavori al più presto perché c'è bisogno immediato di opere a tutela della laguna. Ma soprattutto, visto con gli occhi della politica locale, il test del Mose sconta il fatto di essere stato realizzato a mare calmo. Cosa poteva succedere se il mare fosse stato mosso e la marea entrante con forza? Se lo chiede ad esempio Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia e candidato sindaco per tutta la città insieme. Il risultato, con una situazione di mare calmo, osserva Martini, è stato di un tempo lunghissimo per il sollevamento delle paratoie e di una riallocazione non avvenuta per 6 paratoie per la sabbia entrata nei cassoni. Dubbi che sono anche quelli di Marco Gasparinetti, garante della lista civica Terra e Acqua, che si domanda come sarebbe andato il test con le condizioni che si verificano a novembre. Ma nonostante tutto, conclude, i veneziani devono augurarsi che il Mose funzioni e che consenta di salvaguardare la laguna e una città che non può permettersi un altro 12 novembre. Ecco, allora ripartendo dalle parole del collega Filippo Fois con l'Acqua Granda del 12 novembre, 40 gli artigiani veneziani che sono stati messi in ginocchio proprio dall'acqua eccezionale, la seconda dopo quella del 1966 registrata in quel di Venezia, e artigiani che hanno ricevuto risarcimenti grazie alle offerte arrivate ad un fondo di solidarietà, un ristoro che arriva proprio mentre la categoria si trova a fronteggiare naturalmente un'altra emergenza, quella della crisi post-coronavirus. Consegniamo dei contributi minimi da 300 euro a 1650 in relazione ai danni subiti. Certamente non sono come dire fondamentali, però un piccolo contributo, un piccolo segnale. La consegna al mercato di Rialto dei contributi raccolti attraverso un fondo di solidarietà promosso da Confartigianato Venezia San Lio a 40 artigiani flagellati dall'Acqua Granda del 12 novembre è sì un piccolo gesto, ma dal forte significato non solo simbolico ma anche pratico, visto che tra le diverse aziende di ogni genere che avevano presentato domanda ce ne sono diverse che nonostante gli ingenti danni subiti si trovano in situazioni non contemplate per l'accesso ai bonus governativi. Purtroppo noi siamo partiti subito nell'immediatezza dei fatti con una sottoscrizione, ha avuto anche un discreto successo, poi l'iniziativa è stata bloccata appunto dalla pandemia, la riprendiamo oggi. I poco più di 40.000 euro arrivati dall'Italia e dall'estero, da enti diversi come la Fondazione Ca' Foscari o Casa Savoia, sono prima passati attraverso il vaglio di una commissione assegnazione fondi, quindi sotto la supervisione di un perito terzo. Nell'assegnazione è stata data particolare attenzione alle aziende di nuova costituzione o a quelle con soci giovani, soprattutto per supportarli nell'inevitabile indebitamento accumulato per far fronte ai danni. Un segnale di ripresa e di entusiasmo per il futuro, in modo che ricevano una forza e una positività ormai non più pensando alle acque alte del 12 novembre 2019, ma pensando ai disastri che dal punto di vista economico ha fatto la pandemia e come uscirne. E adesso la prossima storia ci porta al Lido di Venezia con il racconto di un panettiere rimasto al verde a 76 anni pur di salvare il suo negozio e i dipendenti. Ringrazia il comune e la nostra emittente dopo il suo appello su Antenna 3. Ci racconta tutto Lorenzo Maier. Il suo panificio è salvo, il forno potrà continuare a impastare e cuocere il pane, i dipendenti ad avere un posto di lavoro. Ai nostri microfoni, poche settimane fa, il panificatore veneziano Sergio Pupola aveva lanciato un grido d'allarme. A stretto giro, da quell'intervista, i fondi statali promessi sono arrivati. Dopo l'appello lanciato anche attraverso le nostre emittenti, sono arrivati i rimborsi promessi per l'acqua alta. Certamente, non so se è stata l'intervista, però i soldi sono arrivati tempestivamente, sono molto contento perché
sa, è un periodo che stiamo soffrendo tutti e abbiamo bisogno di un aiuto. Poppa, 76 anni, ancora al lavoro in prima linea e dopo mesi di preoccupazione ringrazia il Comune e lo Stato. Il sindaco Brugnaro, in qualità di commissario delegato nell'emergenza acqua alta, ha già destinato oltre 10 milioni di euro a 1901 soggetti di fondi governativi. Il panificatore lancia un altro appello in previsione dell'autunno. Mi metterò in moto adesso con l'autunno di poter mettermi in modo i negozi, in modo di alzare tutte le cose che vanno rovinate con l'acqua alta, perché non ci credo ancora tanto che il Mose intervenga in tempo. L'invito anche ai colleghi commercianti è quello di non farsi trovare impreparati. Alzare tutto in modo che chiudiamo una giornata, ma no 10-20 e rimettiamo tutti per suonare a casa, non si lavora, è antigenico andare sotto acqua con i negozi e tutto questo io consiglio anche agli altri, però gli altri possono dirmi anche non ho i soldi, non posso farlo. Allora non aspettiamo l'acqua alta per metterci a posto, perché il Comune ci dà quello che può. Voltiamo pagina e cambiamo argomento con la storia di maltrattamenti, quella di un compagno nei confronti della moglie e i maltrattamenti e le violenze anche davanti alla figlia. La cronaca di Ilaria Marchiori. Dopo aver sopportato a lungo violenze e soprusi da parte del compagno, un rumeno di 33 anni ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. In seguito alle indagini dei militari, il GIP del Tribunale di Venezia ha dunque deciso che non dovrà più avvicinarsi alla donna. Dopo l'ennesimo atto di violenza, lei ha raccontato le continue prevaricazioni subite dal 33enne, fatte anche di minacce. L'ultima volta l'avrebbe addirittura spinta con violenza a terra e contro i mobili di casa, causandole lesioni con prognosi superiore ai 40 giorni. In molte delle escalation di violenza sarebbe stata presente anche la figlia minore. L'autorità giudiziaria, una volta in possesso dei risultati delle indagini, ha dunque avviato immediatamente il procedimento penale nei confronti del 33enne, con l'applicazione della misura cautelare che lo obbliga ad abbandonare l'abitazione familiare e non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Mestre. E adesso il sindaco Brugnaro, il sindaco di Venezia, naturalmente, che torna a parlare del perché siano stati cancellati i fuochi nel giorno del Redentore, sabato 18 luglio. Ho lavorato 2 mesi per farli, ma questa è la decisione giusta, dice. Allora sentiamo. Avevo detto che facevo, ho fatto di tutto per fare, ho lavorato 2 mesi, anzi voglio ringraziare veramente tutte le autorità, proprio tutte, non ce n'è uno che ha remato contro, perché non posso proprio... Il problema è che venerdì scorso è aumentato il tasso di contagio da 0,4 a 1,6, che non è niente, uno dice, ma ha superato l'1. Il presidente Zaia, che ha la responsabilità sanitaria, ha fatto un'ordinanza restrittiva lunedì, non a caso, e noi dobbiamo prendere atto che dobbiamo essere reattivi, questa deve essere una città veloce. E dopo la rinuncia allo spettacolo pirotecnico annunciato appunto dal sindaco di Venezia, non tutti naturalmente sono concordi con questa decisione, ma c'è anche chi lancia una proposta alternativa. Allora vediamo di quale si tratta. Molte le reazioni in città date dall'annuncio del sindaco Brugnaro che quest'anno la festa del Redentore a Venezia non sarà illuminata dalla magia dei fuochi. Tante le polemiche, ma c'è anche chi concorda con il sindaco. A mio avviso benissimo ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro della città, in maniera molto precauzionale a far sì che la festa del Redentore, che è una festa di tutti i veneziani, possa rimanere tale. La paura di eventuali momenti di contagio purtroppo è ancora nell'aria. Il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonaccini, non è stato tenero su questa scelta, parlando di ennesimo duro colpo. Ma Russo lancia una proposta alternativa. Anziché i fuochi d'artificio, magari tantissimi fiori, ecco, magari far trovare ai nostri ospiti degli hotel o comunque quegli ospiti che vengono in quel periodo all'Isola di Venezia, a Venezia, fargli trovare tantissimi fiori.
Il direttore di Vera, Fabrizio Doria, sottolinea come ora serva andare avanti. I preparativi per il Redentore non sono stati tempo sprecato. Questo era già capitato di fare del Redentore contingentato per i motivi di safety. Vi ricordo che l'anno scorso il Redentore aveva 75.000 persone lungo le rive distribuite a Giudecca, Zattere e San Marco. Quest'anno è un'ulteriore sperimentazione perché oltre al contingentamento veniva introdotto anche la prenotazione. È un test su cui siamo pronti e saremo pronti anche in futuro. Gli eventi a Venezia proseguiranno. E gli eventi vanno avanti per le modalità con cui si possono fare. È obbligo nostro progettare e programmare fino all'ultimo quello che si può fare e adattarsi rispetto alle esigenze. Quindi eravamo pronti per fare il Redentore, ma l'evoluzione ci ha portato a un'altra scelta. Però la macchina non si può fermare, la città non si deve fermare. E fiori ma di natura commemorativa per Andrea Baldan ieri sera a Oriago di Mira, iniziativa organizzata per ricordare l'ex campione di lancio del peso ucciso da Simone Meggiato, compagno della sua ex moglie nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio scorsi, dopo un acceso diverbio con l'uomo. L'incontro è stato organizzato dai suoi amici per ricordarlo, portando appunto un omaggio floreale sul punto in cui Andrea ha perso la vita. I funerali si svolgeranno martedì prossimo 14 luglio presso la chiesa del cimitero di Mestre alle 9 del mattino. E dopo il concerto per medici e infermieri, il Gran Teatro La Fenice riapre anche alla musica lirica con un allestimento pensato per rispettare le norme anticontagio. Ottone in Villa, la prima opera lirica del compositore veneziano Antonio Vivaldi e anche la prima opera lirica ad essere rappresentata alla Fenice dopo i 5 mesi di chiusura forzata imposti dal coronavirus. Una settimana fa, con un concerto dedicato a medici e infermieri, ha esordito la nuova disposizione anticontagio del teatro, che vede i musicisti in platea e parte degli spettatori all'altezza di palcoscenico e golfo mistico all'interno di una coreografica chiglia di nave in legno. Anche per la prima rappresentazione lirica, le limitazioni anti-Covid diventano occasione di sfida e di opportunità per un allestimento innovativo nella messa in scena e nella fruizione. In un'opera che è seria da un lato, ma dall'altro ha degli aspetti molto buffi di fraintendimento e una regia messa nello spazio, in questo vasto spazio però complicato, perché ci si deve rivolgere a tutti gli spettatori in tutte le direzioni, e questa è una sfida in più. L'imperatore di Roma Ottone è legato a Cleonilla, che ha una relazione segreta con Caio Silio, della quale è già stanca perché si è innamorata di Ostilio, che è in realtà una donna, Tullia, mascherata da uomo perché innamorata di Caio, dal quale è stata lasciata. Vivaldi compose Ottone in Villa a 35 anni, era già un celebre violinista e compositore di musica strumentale, ma preferì mettere in scena la prima lontano da Venezia, al Teatro delle Grazie di Vicenza, temendo che un eventuale insuccesso potesse compromettergli la carriera. Ed è stato uno dei più importanti dirigenti del calcio italiano. Parliamo di Renzo Ongaro, ex segretario generale del Parma Calcio per quasi 3 lustri, tra gli artefici dei successi italiani ed europei di un Parma dichiarato dei miracoli. Ritorna a Venezia, dove vive stabilmente, per un'iniziativa del tutto particolare. Vediamo di quale si tratta. E manca il calcio? No, non mi manca, e ho dato moltissimo in quei 13 anni di Parma che ho fatto e mi sono proprio consumato veramente con l'impegno che ho dato. Renzo Ongaro, veneziano, a Parma ha saputo costruire un gioiellino. Segretario generale della società di Calisto Tanzi, ha condotto da dietro la scrivania la squadra alla vittoria di ben 8 coppe nazionali ed internazionali. Oggi, in pensione, si diletta con il burraco, ma il ricordo di quegli anni resta indelebile. Nonostante io ho fatto più anni a Venezia, di settore giovanile la maggior parte, che a Parma,
A Parma mi sono rimasti degli amici incredibili, io ho testazioni, ho telefonate, ho gli auguri di Natale, di Pasqua, da tantissima gente di Parma, tifosi, dal centro coordinamento, quindi è rimasta per un'amicizia incredibile. E evidentemente è vero quel detto che in patria non si riesce. Abbiamo vinto 8 coppe e 4 o 5 secondi posti, se ricordo bene, quindi 2 Coppe Italia, adesso mi sfugge, la Supercoppa europea, la Supercoppa italiana, la Coppa UEFA naturalmente, la Coppa delle Coppe, 8 coppe abbiamo vinto comunque, quindi una società che veniva dalla Serie B, che è una società nuova, è stato un miracolo. E a proposito di coppe, a distanza di anni, ci rivela un divertente aneddoto. La Coppa Italia originale e la Supercoppa italiana, perché il Cavaliere era abituato a far fare da Bertoni, che era quello che faceva le coppe, no? Per la federazione, far fare le coppe per tutti quanti i giocatori e per i dirigenti della società. E in effetti ha fatto tutto queste coppe e alla fine la Coppa Italia e la Supercoppa italiana sono arrivate a casa mia invece che le copie originali. Sembra quasi stupirsene anche lui. Questo è il racconto dalla sua casa estiva del Lido di Venezia. È tutto per questa edizione veneziana, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro territorio, sarà una giornata con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo ultime residue piogge nella notte tra sabato e domenica, poi la giornata festiva sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo asciutto con ampio soleggiamento e con cielo sereno al massimo velato. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 25-26 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà, vedete, soleggiato dappertutto, solo con qualche annuvolamento al pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.